Beauty in Action, la bellezza in movimento, uno spettacolo che fonde musica, arte e sport. L'Arena di Verona come non l'abbiamo mai vista per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina il prossimo 22 febbraio. La presentazione dell'evento al Teatro Filarmonico di Verona, la presenza dei ministri Francesco Lollobrigida e Matteo Salvini, che ha parlato delle infrastrutture che resteranno in Veneto. Rimangono ad esempio in Veneto le varianti in Cadore, che tolgono il traffico dai centri di alcune città che arrivano a Cortina e regalano ambiente, pulizia e fanno risparmiare tempo e denaro. Verona, città che attrae per la sua fama mondiale, ha spinto il comitato organizzativo a puntare su di lei e a scegliere per la prima volta un monumento storico patrimonio UNESCO come attore protagonista della festa di chiusura delle Olimpiadi. Per la gioia del sindaco Damiano Tomasi, che ancora ricorda la festa mancata da calciatore alle Olimpiadi di Atlanta del 96. La sto vivendo molto da atleta questa preparazione di avvicinamento perché dobbiamo essere all'altezza, perché sarà un momento storico per la città. A 3 mesi dall'inizio delle Olimpiadi si corre contro il tempo per portare a termine la realizzazione di tutte le opere necessarie per lo svolgimento delle gare, mentre il TAR del Lazio con 2 sentenze ha respinto i ricorsi proposti dai comitati privati contro gli atti e i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale del progetto di fattibilità tecnica ed economica della funivia Apolonio Socrepes di Cortina d'Ampezzo. Sarà tutto pronto al momento opportuno, però ogni giorno molte delle cose che fanno parte del tutto pronto sono smarcate e lo sapevamo. Anche a livello di infrastrutture? Infrastrutture, domanda non mi riguarda me, ma riguarda, c'è stato qui Salvini e la Simico. Mi sembra che la stragrande maggioranza delle infrastrutture saranno pronte. Ma intanto si pensa a Verona e allo spettacolo in arena il 22 febbraio, ospite d'onore il ballerino Roberto Bolle. La scenografia prenderà ispirazione da una goccia d'acqua, simbolo di un ciclo naturale in continuo movimento come la bellezza che unisce montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo.